Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. In primo piano il decreto rilancio, perché la riunione del Consiglio dei Ministri prevista per il primo pomeriggio è slittata ancora, dovrebbe essere cominciata proprio pochi minuti fa e tra pochissimo dovremo collegarci in diretta Skype con il sottosegretario al Ministero dell'Economia Pierpaolo Baretta. È stato trovato nella notte l'accordo sulla regolarizzazione degli immigrati, però nonostante questo è slittato appunto il Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo all'ormai famoso decreto rilancio da 55 miliardi di euro. Nessun problema di coperture, assicurano dal Ministero. Verranno stanziati 10 e quindi confermati 10 miliardi per la CIG, 4 per il taglio dell'IRAP e 6 per le piccole e medie imprese. Ci saranno poi altri 2 miliardi per l'adeguamento di negozi e attività produttive, all'adeguamento delle norme anti-Covid, 2 per le misure fiscali, 2,5 per il turismo e la cultura, 5 per sanità e sicurezza. Per quanto riguarda il dossier sulle regolarizzazioni degli immigrati, che sapete aveva fatto molto discutere nelle ultime ore, negli ultimi giorni, tanto insomma da mettere a rischio l'approvazione del decreto, è stato il commento della ministra Bellanova, visto che appunto proprio il partito di Renzi era stato quello maggiormente dubbioso sulla questione. Ha detto: ha vinto la dignità, resta però la tensione nella maggioranza sulle nuove aperture e sulle coperture. Ne parleremo quindi tra pochissimo con il vice ministro Baretta. Vediamo intanto, perché è arrivata proprio pochi minuti fa, la tabella relativa all'andamento del contagio in Veneto. È stata diffusa da Azienda Zero. Allora, per quanto riguarda il numero dei positivi, il dato di oggi pomeriggio è di 4.953 attualmente positivi, più 10 rispetto al dato di questa mattina, che fa salire ad un totale di 10.823 le persone positive in Veneto dall'inizio dell'epidemia. Lo ricordiamo comunque che sta crescendo di molto il numero dei tamponi che vengono effettuati dalle aziende sanitarie, siamo circa ora a 10.000 al giorno. I negativizzati sono 12.143, quindi le persone che sono risultate negative al tampone. In isolamento sono attualmente 4.512 persone, con un calo di circa 200 unità rispetto alla giornata di ieri. Quindi insomma è un calo ormai costante che si aggira intorno alle 200 persone al giorno, quello di coloro che finalmente possono uscire dal periodo di quarantena, dal periodo di isolamento. Il numero dei deceduti è aumentato di 7 persone rispetto a ieri per quanto riguarda i decessi che si sono verificati nelle strutture ospedaliere venete, mentre un altro decesso si è verificato nella giornata di oggi nelle strutture extra ospedaliere. Complessivamente, quindi dall'inizio della pandemia, nella nostra regione hanno perso la vita 1.727 persone. Altro dato significativo relativo appunto all'andamento del contagio e che lascia comunque ben sperare circa il controllo della diffusione dell'epidemia nel Veneto è quello delle persone che sono ricoverate. Attualmente nelle strutture ospedaliere venete sono ricoverate 630 persone, 355 delle quali sono positive e 275 negativizzate, perché sappiamo che da questa settimana il bollettino regionale diffuso dall'Azienda Zero suddivide appunto
i ricoverati tra coloro che risultano ancora positivi e coloro invece che si sono negativizzati, per un totale di 630 persone ricoverate complessivamente. I dimessi sono 3.093. Questo dunque il dato, l'ultimo dato insomma di questa tabella, che sottolinea appunto come l'epidemia in Veneto fortunatamente sia sotto controllo. Torniamo a parlare allora di economia, di questo decreto rilancio, perché nonostante insomma sia ancora in discussione al Consiglio dei Ministri, che lo sta approvando proprio in questi minuti, le varie bozze che sono circolate, le indiscrezioni trapelate in queste ultime ore hanno già scatenato quelli che sono i commenti delle categorie. In particolare la CGIA di Mestre giudica insufficiente appunto questo decreto. Servono liquidità a fondo perduto e non prestiti, dicono gli artigiani, dato che le piccole aziende, sia veneziane che venete naturalmente, sono già indebitati e molti più fondi dei 55 miliardi stanziati sono quelli che servirebbero secondo la CGIA di Mestre. Sentiamo quindi questo servizio. Una cifra importante e significativa, anche se ricordo di questi circa 20 andranno per sterilizzare l'aumento dell'IVA previsto l'anno prossimo, quindi realmente alle imprese e alle famiglie arriveranno poco più di 30 miliardi di euro. Ovviamente una cifra vivendo in questo momento il Paese, in particolar modo il Veneto e il Nord-Est. Quindi è chiaro che bisogna aumentare le risorse a disposizione degli italiani, in particolar modo dando contributi a fondo perduto, quindi senza alcun prestito. È la misura che dobbiamo in qualche modo perseguire, altrimenti non ce la facciamo, altrimenti molte piccolissime realtà saranno costrette a chiudere. Ricordo che quest'anno i consumi delle famiglie crolleranno di oltre 75 miliardi di euro e a pagare il conto saranno soprattutto artigiani, piccoli commercianti, lavoratori autonomi che vivono quasi esclusivamente dei consumi delle famiglie, ma soprattutto avremo una caduta del PIL, cioè della ricchezza prodotta dal Paese, di oltre 10 punti percentuali. Bisogna quindi assolutamente intervenire, fare presto, aiutare le imprese e soprattutto tagliare drasticamente le tasse, perché solo così si può risollevare le sorti del Paese. Questa dunque è la posizione dell'Associazione Artigiani CGIA di Mestre, ma un'altra questione che sta particolarmente tenendo banco in queste ultime ore è quella della cassa integrazione che deve ancora arrivare a molti dei lavoratori che l'hanno richiesta, con la difficoltà naturalmente delle aziende di anticipare ai propri dipendenti il denaro. Eppure, essendo la prima regione d'Italia per gestione degli ammortizzatori sociali, solo il 30% dei veneti che ne hanno fatto richiesta ha ricevuto il dovuto. A questo quanto ha sostenuto oggi l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che punta il dito appunto contro il governo dopo che c'è stato questo rimpallo di responsabilità tra regioni e Roma. Sentiamo quindi le parole dell'assessore Donazzan. Erogazione della cassa integrazione, durante il consueto punto stampa del presidente Zaia, l'assessore al lavoro Elena Donazzan ha chiarito e denunciato alcuni aspetti. Sappiate che il Veneto è la prima regione, dati INPS, per la gestione degli ammortizzatori sociali di cassa integrazione in deroga, con 114.000 lavoratori interessati e 33.700 domande. Il 30% dei beneficiari ha avuto il dovuto, quindi una percentuale molto bassa, eppure siamo la prima regione in Italia. Questo è accaduto, ha evidenziato l'assessore, perché si è adottato lo strumento sbagliato. Non è una crisi di mercato, ma è una crisi da pandemia, quindi con decretazione che ha chiuso tutte le attività era del tutto evidente che non sarebbe stato questo lo strumento, non era questo lo strumento utile. Vi dico solo velocemente come è stata la procedura fino ad oggi, perché è questo che da subito, almeno io avevo ritenuto fosse sbagliato, avendo anche l'esperienza della cassa integrazione degli anni 2009, 10, 11. L'azienda deve fare domanda sul portale della regione, la regione deve fare una serie di verifiche,
poi trasferisce tutto con dati cumulativi all'INPS, che ha banche dati che non sono in disponibilità della regione. Lì si deve vedere se l'azienda ha titolo o meno di accedere a quell'ammortizzatore che si chiama cassa integrazione in deroga. L'INPS si interfaccia a sua volta con l'impresa, l'impresa deve dare dati personali del lavoratore, singolo lavoratore, compreso l'IBAN del suo conto corrente, e a quel punto lì l'INPS paga. Un sistema farraginoso. La scelta della Regione del Veneto? No, nemmeno le regioni italiane, non c'è stato un momento di confronto. Siamo competenti in materia? No. Siamo competenti nel pagamento? No. Per tutte queste questioni, condizioni oggettive, abbiamo detto evitate la lungaggine, e quindi i presidenti hanno proposto al governo una soluzione che sia quella di interfacciarsi direttamente con l'INPS, che ha competenza di norma e competenza di cassa. Soluzione che dovrebbe arrivare con il nuovo decreto legge discusso in mattinata. Questa è dunque la situazione per quanto riguarda le casse integrazione. Naturalmente c'è molta apprensione soprattutto anche tra quelle categorie economiche che sono rimaste chiuse fino ad ora. Pensiamo naturalmente ai baristi piuttosto che ai ristoratori, oltre che a parrucchieri, estetiste, tatuatori e tant'altro e quant'altro di cui abbiamo ampiamente parlato nelle ultime ore. Nel frattempo, raccogliendo il malcontento di queste categorie, le amministrazioni comunali stanno cercando in vari modi di agevolare il più possibile le riaperture in sicurezza. Sappiamo naturalmente che le prescrizioni sanitarie che dovranno essere messe in atto, si è in attesa appunto di conoscere con precisione quali dalle linee guida che verranno diffuse dal governo, oppure se verrà accolta la linea della Regione del Veneto, quelle che sono state predisposte dai dipartimenti prevenzione appunto della regione. Nel frattempo appunto i comuni stanno cercando di venire incontro a quelle che sono le richieste degli esercenti. In modo particolare in tutti i principali comuni del Veneto le amministrazioni stanno concedendo a bar e ristoranti di allargare i plateatici in maniera tale da poter posizionare i tavoli all'esterno e quindi di riuscire a compensare ovviamente quei clienti che non possono essere serviti al tavolo all'interno dei locali. Apripista è stato il comune di Padova che proprio oggi ha raggiunto l'accordo con la sovrintendenza per la regolamentazione appunto degli spazi esterni che verranno ceduti senza ulteriori oneri aggiuntivi a bar e ristoranti. Vediamo il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Padova. Comune e sovrintendenza firmano l'accordo sui plateatici in un momento importantissimo per la città e la sua economia, così duramente colpita dalle chiusure imposte dall'emergenza sanitaria. Si prospetta quindi un passo in avanti. Costi quel che costi, ovviamente col buon senso bisogna far partire la città. Abbiamo trovato soluzione per ampliare i plateatici, speriamo anche sotto l'aspetto economico di trovare soluzione per non far pagare o far pagare pochissimo, però aspettiamo il governo che ci sia linee guida, che ci dica quanti soldi sono a disposizione, il protocollo di sicurezza, no, oggi non abbiamo niente ancora, dicono che arriverà stasera, speriamo. Un accordo, quello siglato da sindaco e sovrintendente, che fa chiarezza sull'occupazione di suolo pubblico e cerca di snellire la burocrazia per chi dovesse usufruirne. Firmata anche una deroga pensata proprio per il periodo emergenziale che stiamo vivendo. Fissa tutta una serie di criteri per le occupazioni di suolo pubblico e velocizza le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. In più aggiunge una deroga per cui si dice fintanto che c'è l'emergenza coronavirus e quindi lo svilupparsi della fase 2, il limite che abbiamo messo di 1/3 per l'occupazione degli assi stradali, pedonali, per cui non si può superare questo limite per l'occupazione di sedie e tavolini, lo si può derogare in questa fase per aiutare gli esercenti a distanziare i tavolini e quindi da un lato con questa deroga aiutiamo chi fa impresa e che ha bisogno di una valvola di sfogo in una situazione così complessa, dall'altro mettiamo in migliori condizioni di salubrità le persone che andranno al ristorante e che potranno godere di spazi più ampi all'aria aperta. Torna dunque sereno dopo mesi in cui i plateatici sono stati al centro del dibattito cittadino.
Io penso che possa con questo metodo essere declinata in un modo giusto. In fondo, ecco, da una polemica sta nascendo forse anche il terreno per sviluppare un modo di guardare le cose in maniera un po' differente e originale, mi auguro. Ecco, quindi questo l'accordo che è stato trovato a Padova per i plateati, ma ci sono anche delle situazioni limite che stanno creando parecchia apprensione in appunto proprio queste categorie. Sentiamo nel prossimo servizio il caso di un ristoratore costretto a pagare un salasso per poter riattivare le utenze del suo locale bloccate all'inizio del lockdown. Impossibile, dice, sostenere questi costi senza aiuti. Vediamo. Quando è iniziato il lockdown, Nicola Pigozzo, titolare della pizzeria Capovolte di Padova, ha subito congelato tutte le utenze per contenere i costi delle bollette, ma ora che sta per ripartire ha chiamato per reattivare il tutto e ha fatto un'amara scoperta. Ho chiamato per dire: guardate che 300 euro di cauzione per 6 contatori sono 1.800 euro, siamo in difficoltà. Quindi sono disposto a rateizzare e a pagare eventualmente le ultime bollette arrivate con carta di credito, toglietemi per cortesia la cauzione. La risposta, adesso io ve la faccio breve, è stata che non si può assolutamente togliere la cauzione, che dovrò pagarla con un bollettino a parte se rateizzo, quindi neanche rateizzata, con un bollettino a parte 1.800 euro, e che poi mi verrà restituita nelle bollette seguenti. Ma voglio dire, il problema ce l'abbiamo adesso. 1.800 euro da pagare subito, senza considerare tutti gli investimenti da fare per permettere la ripartenza in sicurezza di dipendenti e clienti. Nicola si è rivolto alle banche per chiedere gli aiuti statali, ma ad oggi non ha visto un centesimo. Un mese e mezzo fa abbiamo fatto tutte le richieste, che poi con varie integrazioni, ogni settimana c'era un'integrazione da fare, e al momento, oggi è il giorno 13, ho chiamato la banca anche questa mattina e mi dicono che loro non hanno autorizzazione per darsi questi 25.000 euro famosi. Per ripartire c'è bisogno di liquidità per pagare le vecchie fatture ai fornitori, per comprare le materie prime, gli strumenti per la sanificazione degli ambienti e per posizionare barriere di plexiglass sui tavoli. Nicola ci mostra com'è cambiato il suo locale: tavoli distanziati, totem con le indicazioni e contenitori di igienizzanti per le mani. In una sala da 90 coperti, di farne almeno 30. Da qui nascono altri problemi, perché ci avanzeranno 70 sedie. Dove le mettiamo 70 sedie? 70 sedie per tavolo. Meno coperti, meno guadagni, stesse spese di bollette, tasse e affitto, conclude amaro Nicola, che chiede alle istituzioni di comprendere le difficoltà della sua categoria. Di togliere via queste cauzioni, primo. Poi le bollette le pagheremo rateizzate. 2, che ci lasciano lavorare in un modo che si possa lavorare, cioè dovreste venire qui e capire com'è questo lavoro. Non si può fare dall'alto le leggi, le regole. E le banche che ci diano questi famosi 25.000 euro. Ecco, questa dunque è la situazione per quanto riguarda i ristoratori. Ci sono anche molti casi, ne parleremo più avanti nel corso del telegiornale di Treviso, di esercenti che per non avere pagato questi 3 mesi di affitto conseguenti al lockdown hanno già ricevuto lo sfratto, nonostante insomma ci sia stato l'impegno da parte del governo di salvare le mensilità non pagate. Nel frattempo naturalmente si guarda molto alla stagione turistica, quella che sarà la stagione turistica, perché l'ha sottolineato più volte anche nel corso del punto stampa di oggi il governatore Zaia. È proprio il turismo la voce principale dell'economia del Veneto, e quindi ovviamente si guarda con grande attesa e con grande apprensione anche proprio a quelle che saranno le disposizioni che verranno attuate per questo settore. Sicuramente l'estate che sta per arrivare sarà un'estate all'insegna del turismo sempre più interno, naturalmente, visto che il turismo internazionale non sappiamo se e quando potrà arrivare nel nostro paese. Sentiamo quindi intanto quelli che sono i sogni e i desideri per le vacanze dei trevigiani. Nonostante tutto,
tutto. Lei sta comunque pensando magari di poter andare in ferie più avanti, ovviamente, o no? No, assolutamente no. Ma non ci andrei comunque, non è questo che me lo impedisce. Beh sì, mi piacerebbe, tenuto conto magari dell'aspetto economico e anche di altre situazioni da valutare, ecco. Rimanendo qui in Veneto o andando? No, al sud Italia, Sardegna o Puglia. Finanziariamente non riesco, però se vado in vacanza qua in Italia, ho le vicinanze. Assolutamente in considerazione, cercando anche delle alternative, tutto molto italiano ovviamente, però fiduciosi di fare una scappata magari in qualche posto un po' esclusivo, quindi non molto affollato al mare, magari qualche formula diversa dai soliti hotel, oppure in montagna, perché no? Bisogna pensare positivo, assolutamente. Ma certo che voglio andarci in ferie, più avanti naturalmente, quando mi danno la possibilità di farlo. Si vive la giornata, tra virgolette, stando attenti, perché vedo che la gente ha paura. Però la voglia ci sarebbe comunque. Certo, io ho aperto il 4 e la voglia di ricominciare c'è, quindi anche di prendere, di fare vacanze, sicuramente sì. Di rivivere un po' anche la zona nostra e anche sì, l'Italia, insomma, ecco. C'è la voglia di riprendere. Adesso pensiamo a lavorare, perché bisogna che recuperiamo 2 mesi, bisogna correre e recuperare i 2 mesi persi. Quindi vacanze. Lavoro, un altro anno si va in vacanza. No, in realtà non era in previsione perché comunque ho comprato casa, quindi grazie a Dio ci siamo salvati nel bene o nel male. Quindi il prossimo anno? Sì, se ne parla il prossimo anno o comunque verso ottobre-novembre, diciamo. No, niente vacanze quest'anno. Si sta qua tranquilli? Sì, si sta a casa. Ma stiamo optando per qualcosa proprio in famiglia, magari una villa da qualche parte, ma non nella confusione. Non veramente, penso che partirò appena avrò l'opportunità, ma non oso ancora fare piani. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.